Ciao a tutti, oggi volevo parlare delle porte di Padova. Le porte di Padova possono essere divise in due gruppi. Le porte della cinta muraria più interna, ovvero quella medievale, precedenti quindi, alle porte invece successive della cinta più esterna, cinquecentesche. La cinta medievale di Padova aveva numerose entrate, quasi una a ogni via principale che incontrasse le mura. Ad oggi sono rimaste solo Porta Molino con la torre che la difendeva, ovvero Torre Zelino, di lì poco distante, Porta Altinate che dava verso l'allora Borgo Altinate, e Porta della Cittadella che è stata inglobata successivamente in altri edifici, quindi è possibile vedere alcuni rimasugli ma poco altro. Però si preserva ancora la torre che la difendeva, che si trova più a sud lungo il fiume, ovvero Torre della Catena, detta anche Torre del Diavolo o del Soccorso. Per quanto riguarda le porte della cinta muraria carrarese non se ne preserva nemmeno una perché erano nello stesso percorso di quella successiva, ovvero quella cinquecentesca. Di conseguenza sono state o abbattute o inglobate in altre strutture che adesso andiamo a vedere. Passando appunto alla cinta muraria cinquecentesca si presentavano soltanto 6 porte ad uso pubblico, molto meno rispetto alle porte carraresi e molte meno ovviamente delle porte medievali. Queste 6 porte erano in ordine Porta Liviana, Porta Ognissanti, Codalunga, Savonarola, San Giovanni e Santa Croce. A queste 6 porte ad uso pubblico si aggiunge una ad uso militare, esclusivamente ad uso militare, porta della Saracinesca, e la porta d'acqua del Castelnuovo, che anche quella sarebbe dovuta essere ad uso esclusivamente militare, però comunque probabilmente non è mai stata veramente una porta. Partendo da Porta Liviana porta il nome Liviana non tanto per Tito Livio, come molti potrebbero pensare, ma per la latinizzazione del nome Bartolomeo d'Alviano, che era stato un condottiero che aveva combattuto per la Repubblica di Venezia durante la guerra della Lega di Cambrai, che si era appena conclusa. Per quanto riguarda il nome che molto spesso i padovani gli danno è Porta Pontecorvo perché è vicina a Pontecorvo, quindi per uno stretto motivo di posizione. Questa porta collegava Padova con Piove di Sacco. La porta è stata disegnata da un architetto militare, di conseguenza la parte funzionale è più importante di quella estetica. Infatti è presente un piccolo timpano molto leggero, interrotto in alcuni punti dove dovevano passare dei supporti per il ponte levatoio. Per quanto riguarda invece Porta Ognissanti bada molto di più sul lato estetico, perché era la porta più importante di Padova perché collegava Padova con Venezia. Porta Ognissanti, infatti, è l'unica che ha la facciata esterna completamente in pietra d'Istria ed ha anche un orologio che è molto simile a quello che si può trovare a Roma nel Quirinale. Porta Ognissanti poi è l'unica che presenta ancora il ponte con sotto il fiume. Si chiama anche Porta Portello perché o era presente un piccolo porto, ovvero portello, o molto probabilmente perché in precedenza a questa porta era presente una più piccola porta, ovvero un portello, insomma. Passando poi invece a Porta Codalunga, di questa porta non ne rimane più niente, perché è stata demolita nel 1925 per far posto alle carreggiate stradali. Si possono vedere soltanto delle fotografie che ritraggono la porta con l'aspetto che aveva dopo l'Ottocento. Infatti è stato fatto un intervento di restauro che ha anche abbellito la porta con degli elementi che non aveva prima. La porta originale era estremamente funzionale e aveva come unico segno decorativo il leone marciano, cosa che era molto comune in qualunque fortificazione veneziana mettere il leone marciano sulle porte, e infatti ogni singola porta di Padova aveva il suo leone marciano, leone che hanno perso durante l'occupazione francese perché i francesi hanno preso i leoni e li hanno scaraventati dentro i fossati. Di questi leoni se ne sono salvati soltanto 2, ovvero quello di Porta Santa Croce, che adesso è esposto in un museo, e quello della Porta d'Acqua di Castelnuovo, anche se un po' menomato. Tutti gli altri leoni che si vedono sulle porte sono stati ricostruiti successivamente. Per lato ovest di Padova troviamo Porta Savonarola. Porta Savonarola è lì dove adesso si trova uno dei corsi più importanti di Padova, ovvero Corso Milano. È molto simile a Porta San Giovanni che si trova più a sud. Sono le uniche a essere costruite da un architetto non militare, ovvero il Falconetto. Falconetto ha fatto anche la loggia da Cornaro vicino al Santo e l'ingresso ad arco trionfale sulla torre dell'orologio in Piazza dei Signori. Queste due porte si possono distinguere facilmente dal fatto che Porta Savonarola, a differenza di Porta San Giovanni, ha delle colonne bianche in pietra d'Istria. Poi hanno anche altri dettagli per distinguere l'una dall'altra, ma questo è ovviamente quello più evidente. Per quanto riguarda invece Porta della Saracinesca, presente un po' più a sud, questa porta, ed esclusivo uso militare come ho detto prima, controllava sia l'accesso via terra che l'accesso via acqua, infatti controllava una sorta di catena, come lo faceva anche prima la torre della catena delle mura carraresi. Questa porta è stata poi demolita nell'800, infatti se andate là non vedete niente, se non il casello della barriera daziaria che l'ha sostituita.
Ritornando poi al lato sud di Padova, troviamo Porta Santa Croce. Di questa porta si può dire che è ancora presente il ponte, come anche Porta Savonarola e San Giovanni, seppur interrato. Poi, insieme a Porta Ognissanti, sono le due che sono decentrate rispetto agli assi principali. Questo non perché gli architetti fossero scemi, ma per un motivo strettamente strategico. Qualora degli attaccanti avessero conquistato la porta, si sarebbero trovati non subito sull'asse principale, ma avrebbero trovato qualche difficoltà in più. Infine, passando alla porta d'acqua di Castelnuovo, che come ho detto prima non è mai stata veramente una porta, questo perché doveva servire al Castelnuovo di Padova, come dice lo stesso nome, che era una fortificazione che doveva sorgere nel punto più a est delle mura di Padova, fortificazione che poi non è stata più costruita, di conseguenza la porta non è mai stata ultimata od utilizzata. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente se vi interessa l'argomento approfonditelo, vi invito a visitare le porte di Padova e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!